campionati regionali allievi e juniores hanno tenuto a battesimo il rinnovato anello di Bassano del Grappa. 8 corsie sul rettilineo d'arrivo, pedane interamente dedicate all'atletica e tribuna coperta. È stato fatto secondo tutte le indicazioni del CONI e pertanto possiamo offrire a Bassano veramente un'occasione splendida per fare atletica, ricordando che è essenzialmente un campo scuola. Siamo all'interno del centro studi e pertanto è anche un campo per avvicinare i tantissimi migliaia di giovani che frequentano le scuole a Bassano all'atletica. Tra i giovani atleti veneti, tanti gli azzurrini reduci dai mondiali Under 18 di Lille e dagli europei juniores di Tallinn, che si sono dati battaglia sotto gli occhi vigili del direttore tecnico delle squadre nazionali, Francesco Uguagliati. Siamo ripartiti dai giovani e a dimostrazione di questo sono stati i risultati dell'attività giovanile internazionale che ci sono negli ultimi 2 o 3 anni, quindi non una cosa da oggi, ma una cosa che parte da qualche anno. Ed è chiaro anche che per poter portare questi atleti a competizioni internazionali come i mondiali e olimpiadi ci vorrà un po' di tempo. L'atletica veneta, come sempre, è in una posizione fondamentale per quanto riguarda l'atletica italiana, perché è sempre stata un punto di riferimento per i nostri atleti, per le nostre società e per i nostri tecnici. Ha sempre dato dei grandi campioni e sono convinto che continuerà a darli anche nel futuro. Partiamo dalle prime gare in programma, gli ostacoli. Assente la bellunese Maria Paniz, a vincere i 100 metri nella categoria allieve è stata la veronese Silvia Zerbin, che prosegue la sua marcia di avvicinamento agli italiani di Rieti. Sono piuttosto soddisfatta, insomma, a titolo regionale, sempre una cosa importante. La gara è andata bene, sono abbastanza contenta e mancava però la mia avversaria, insomma la mia compagna Maria Paniz, speriamo che si rimetta. L'obiettivo ovviamente è Rieti. Viene dalla Treviso Atletica il campione regionale allievi dei 100 ostacoli, società particolarmente dedita alla cura di questa disciplina. Sì, è da 8 anni che sono con la Treviso Atletica, è una società che è specializzata soprattutto negli ostacoli, infatti abbiamo molti buoni ostacolisti. Sì, è andata molto bene perché ho fatto il personale e il mister di Rieti è un segno positivo perché si può puntare a entrare in una finale. Da una veronese e da un trevigiano ad un vicentino, padrone di casa, Giuseppe Castellan del gruppo Atletica Bassano, società organizzatrice della manifestazione, non solo ha conquistato il titolo della categoria juniores, ma ha addirittura siglato il suo primato personale scagliando il giavellotto a 60 metri e 16. Sono soddisfatto, ho fatto il mio personale primo lancio, quindi non me l'aspettavo questo. Quindi sono molto soddisfatto, poi gli altri lanci non sono andati proprio benissimo, però sono comunque contento perché sono riuscito a fare una bella misura anche per quest'anno, che era l'ultima gara. Quest'anno a giugno ho vinto anche i campionati italiani a Bressanone e adesso i campionati regionali, quindi le 2 manifestazioni più importanti penso di averle vinte, quindi sono veramente molto contento, non me lo sarei mai aspettato. E Giuseppe fa parte di un terzetto di ragazzini cresciuti assieme proprio nelle fila del gruppo Atletica Bassano. Madrina d'eccezione la ex mezzofondista Gabriella Dorio. Cerchiamo di seguire questi ragazzi al meglio e cerchiamo di fargli fare una vita da sportivi, una vita sana, e magari se salta fuori qualche campione ci rimane una bella gratificazione. Abbiamo appena parlato con Giuseppe Castellan, che l'abbiamo tirato su da quando aveva 8 anni, e quindi è con orgoglio che ne parliamo, perché lui, poi Davide Spigarolo che è mio figlio, Paolo Spezzati, sono i 3 amici che sono cresciuti da quando avevano 3 anni dal gioco atletica, perché noi cominciamo col gioco atletica e poi si arriva alle gare istituzionali, alle gare importanti e alla nazionale, speriamo per molti. Davide Spigarolo, il figlio promettente di mamma Dorio, ha vinto nei 110 ostacoli nella prima giornata per poi ripetersi nel suo salto in alto. Non sono molto contento sinceramente, avevo avuto sensazioni molto più positive in allenamento, però non essendo la mia gara sono anche non dico che sono contento, ma può succedere, non è andata benissimo, la prossima andrà meglio. Per lui un doppio impegno, visto che oltre all'atletica quest'anno ci sarà anche la maturità classica. A volte è abbastanza difficile, però questo è quello che amo, l'atletica è lo sport, è il mio sport, è la cosa che mi piace di più fare e quindi trovo il tempo sia per i compiti che per gli allenamenti. Ma torniamo in pista e vediamo cosa hanno combinato i velocisti.
Incetta di titoli per le società veronesi che conquistano tutto tranne i 200 maschi juniores. Nei 100 junior si impone Galbieri del New Foods Verona, mentre tra le donne successo scontato di Gloria Hooper nella doppia distanza e tra le allieve bis anche per la Herrera che pensa già a Rieti. Un po' di più mi aspettavo, però vabbè, adesso ho fatto anche abbastanza gare, quindi sono molto soddisfatta del tempo. Lì ovviamente voglio dare il massimo e speriamo di farcela. Ecco. Io sono contentissima di come è andata questa stagione, dei risultati ottenuti fino adesso e gli obiettivi sono stati centrati. Adesso siamo a fine stagione, quindi stiamo un po', ci stiamo rilassando, andando un po' più tranquilli perché ormai insomma è finita. È sempre un titolo regionale, comunque sono contento. Sto cercando di tenere duro perché a fine stagione ho avuto qualche problema quest'anno. I tempi che vengono fuori non penso che siano quelli che valgo veramente, però facciamo quello che possiamo. Nella pedana del salto in alto a trionfare è stata Lida Carli dell'Atletica Vicentina, attesa da molti appuntamenti importanti già dalla prossima settimana in quel di Sulmona, ed Elisabeth Mendi degli Industriali Conegliano tra le allieve. Mi sono trovata molto bene nel campo nuovo e devo dire che è andata abbastanza bene. Non mi aspettavo di fare una gara così perché a settembre è un po' difficile, però comunque mi è andata, sì, ho fatto un 65 al primo tentativo e poi mi sono trovata ad aver vinto la gara. Dovrò affrontare il 24-25 settembre a Sulmona la finale oro delle CDS e poi l'Under 23 sempre a Modena. Ecco, quindi sono abbastanza impegnata con la mia società e ecco, speriamo che vada tutto bene tra salto in alto e salto triplo anche. Sono abbastanza soddisfatta, anche se avrei voluto fare qualche centimetro in più, comunque per oggi mi accontento. La prossima settimana vado a Orvieto alla finale nazionale A1 con la mia società e sarà un esordio per me, appunto perché sono al primo anno di categoria e sono un po' emozionata. Chiudiamo in bellezza con una giovane certezza dell'atletica veneta. Francesca Stevanato chiude qui la sua stagione con un titolo regionale, ma con una misura che non la soddisfa e dalla prossima settimana un po' di meritato riposo. Poteva andare meglio, volevo almeno chiudere con 14 metri, però non è successo. Adesso penso a domani che sono già in vacanza e 2 settimane di ferie al mare, si spera, o in centro benessere. Adesso basta. Oggi la gara è andata così, speravo di fare almeno 15 metri, chiudere in bellezza la stagione, però non è andata. Ultimamente ho perso un po' di forza, vabbè, e come chili ho perso, vabbè. E adesso l'anno prossimo gli obiettivi sono gli italiani, si spera, fare una bella gara, arrivare sopra i 16 metri